Erano talmente sicuri del silenzio delle loro vittime, quasi tutti professionisti e sulla carta irreprensibili padri di famiglia, che sui siti di annunci hot avevano pubblicato anche il loro vero numero di telefono, un senso di impunità che li avrebbe portati a ricattare diversi uomini, forse una ventina, ai quali prospettavano incontri sessuali in cambio di denaro, salvo poi, al momento di appartarsi, ricattarli anche violentemente. Il giro, messo in piedi da due ventenni trevigiani, uno di Castelfranco, l'altro di Montebelluna, sarebbe stato molto florido e avrebbe fruttato tanti soldi, con tanti che esibivano anche pubblicamente nei locali della zona, vantandosi delle loro prodezze. Lo schema era collaudato, a farlo saltare però è stata una vittima, un operaio 48enne che li ha incontrati nel maggio di 3 anni fa. Coppia di ragazzi maialoni cerca incontro era il tenore del loro annuncio con tutti i riferimenti del caso, da qui il primo contatto virtuale con l'elenco delle prestazioni richieste e relative tariffe e poi l'appuntamento fisico. Nel caso oggetto della denuncia la prima stretta di mano sarebbe avvenuta davanti al Duomo di Montebelluna, poi i tre si sarebbero appartati per un rapporto orale in zona cimitero. Qui le minacce e i tentativi di estorsione, l'uomo avrebbe consegnato 50 euro a testa con la prospettiva di aggiungerne altri 200 in 15 giorni. Paga o ti mandiamo dei rom a spaccarti la faccia, una delle frasi utilizzate in questo come in altri casi, e poi la minaccia, chiamiamola così, di rivelare l'omosessualità a mogli e compagne. Insomma, un clima di intimidazione che il 48enne ha deciso di denunciare, contrariamente alle altre vittime che sono state comunque individuate in fase di indagine. Per i due ventenni accusati di tentata estorsione il processo inizierà a fine novembre.